La sicurezza stradale tra i giovani. Questa mattina organizzato dalla Motostaffetta Friulana in collaborazione con la Polstrada di Udine e del servizio 118 presso l'ENAIP di Pasian di Prato. Insomma, prevenzione, come ci conferma Rita Palladino, vicequestore Udine. In queste occasioni noi miriamo a creare cultura della sicurezza stradale, sono occasioni veramente d'oro, poter parlare con dei giovani che si apprestano alla guida è fondamentale proprio per creare quei meccanismi di guida sicura e di autoprotezione, soprattutto quando si rientra in quelle che vengono considerate categorie deboli. Dottoressa, l'importanza dei mass media ma anche dei social network per far capire e far conoscere bene quello che è la prevenzione a questi giovani. Sì, anziché parlare soltanto di regole, mostriamo ai ragazzi, agli spettatori, a volte anche adulti, quelle che sono le conseguenze del mancato rispetto delle regole. Vedere quanto un momento di distrazione o a volte in maniera più grave una violazione può comportare seri danni ai veicoli, ma soprattutto lesioni alle persone, penso che faccia riflettere, abitua le nostre menti a riflettere sui pericoli. Secondo lei i giovani percepiscono bene questi messaggi? Allora, il nostro modo di fare sicurezza stradale è un meccanismo validato dall'Università La Sapienza di Roma e la riduzione di violazioni che riscontriamo dei giovani ci fa capire che abbiamo colpito nel segno. E i primi a intervenire negli incidenti stradali sono i sanitari, come ci conferma Giulio Trillà, responsabile dell'eliambulanza regionale del Friuli Venezia Giulia. Sì, premesso che, come si diceva in questo convegno, sarebbe molto bello se i soccorsi sanitari stessero a casa loro fermi perché nessuno si fa male, purtroppo gli incidenti accadono. L'Eli Soccorso del Friuli Venezia Giulia opera all'interno di un sistema regionale di cui l'Eli Soccorso è la punta di diamante, ma comprende un sistema basato su ambulanze automediche diffuso su tutta la regione, in cui noi vogliamo portare il soccorso più qualificato al paziente. La filosofia è quella dell'ospedale che esce sul territorio con le sue competenze più elevate. Purtroppo incidenti sempre più in aumento quotidianamente. Sì, abbiamo notato un aumento degli incidenti stradali, non solo per le moto, per tutti i veicoli. Una parte di questo aumento è stato in realtà condizionato dall'apertura dei lavori per la terza corsia, specialmente agli inizi, probabilmente per una mancanza di abitudine, quel tratto autostradale veniva percorso in maniera e con caratteristiche non congrue e sicuramente c'è stato, e sarà un bene per l'economia ma non sicuramente per gli incidenti, un aumento del traffico pesante, specialmente dei tir.